verrà e non hai baratonata i valori e sta stata forustin ingrabbiato come un bambino allo fuma quattro papi e sta stata forustin ingrabbiato come un bambino allo fuma quattro papi. Mandi a tutti voi ci a Ories, in tal comune di Prat, con Daniele Cimador. Qui a Ories ande un po' di chiese stai che sono conservati un gran benon e sono risalisci a tanti anni fa. Daniele, c'è ti pensi tu di Ories quando tu eri un frutto? Beh, io mi pensi dei vecchi che erano qui, ma non a chi abita, erano qui a lavorare la terra durante l'estate, che dicono che sposta qui era tipo una, come si può dire, era a chi si è avanti durante l'estate il fen e dopo veniva e portavano sulla svacchia qui a Pasci, diciamo durante la stagione primaverile e autunnale, prima la monticatura e dopo la monticatura perché la svacchia si mangiano al fenca che avevano fatta qui in zona. C'è che restava dopo erano tutte le stelle feriche che venivano mandate a testare le atruie, non te chiodo atruie, là che effettivamente era il chiodo da svacchias e che era dullan che avevano la svacchia atruie. E quindi io mi penso che io venivo su da piccolo sia qui e facevano i pai, facevano il fen, lo mandavano in più per teleferica atruia, oppure veniva in su con la svacchia come Mari, che faceva che i 2-3 mesi, un mese, due adanti, e fra i due team di monticatura e in primavera per mangiare il fen e durante l'estate veniva in su a fare il fen e avevano la svacchia senti qui, qualche vacchia e stavano a dormire qui, solo la tassa del fen e via, no? Eri in tanti, in che volta? Ma in tanti, qui erano i vecchi che si avanti soprattutto. Dicono come gioventù di lavorare, erano nella famiglia, il resto non era quasi nessuno, erano i due giovani e via, che aiutavano la famiglia, ecco. Ma avevano 12, 13, 14, 15 anni, finché a 18 anni, dopo si nasce ognuno per la strada, ecco. E fin quanto Ories è restata viva, dici? Ories è stata viva così, perché la strada è arrivata dall'80 voto, 89, che di fatto qui, di là, qui è la cucina. Mio padre aveva fatto un po' aveva fatto il petone in basso e sistemato un po' per poter venire su, che il periodo d'estate, per poter fermarsi a mangiare, che invece di noi levamo a mangiare, a mia madre venivano su col J e avevano ci si chiama la ciacula, vabbè, noi chiamavamo il compagno, vabbè, il tavaiucci, chiamavamo noi, con dentro un po' di pane e salame, e mangiavamo su di una melaria o una pera d'estate quando si faceva il fen. Dopo mio padre, siccome che schiota qui non lo dopravano troppo, che non metteva in denti i vacchi, ha deciso di metterlo a posto appena arrivata alla strada. Proprio arrivata dall'80 volte e subito dopo l'ha fatto un po' di petone in basso, l'ha dato una smaltata al muro, di là qui, e aveva una stanza in là poter fermarsi a mangiare da mezzodì, ecco, invece di stare per i prazzi. Fatta questo, per Scalogna, dopo di che volta non siamo più venuti su con la svacchia. Fino vi arrivate alla strada, non siamo più venuti con la svacchia. Prima venivano su ogni anno e via. Veniva su in mare col Ferraldi, notte col J, si stava a dormire qui, era tornata. La roba più bella che mi pensi era la musica che tu sentivi a buon'ora quando tu arrivavi su. Era Time Vecchius,
era il pare di Gino, era tan vecchio che la musica del Gucciala Falce. Il Gucciala Falce, che tu arrivavi su in ora da Snoof, e tu sentivi un che gucciava di una banda, un di che altro, ma tu arrivavi su qui in son più Uars, i Uars sono insomma di l'Uar, vuol dire insomma di una questa, insomma tu arrivavi su e tu sentivi il son, dal son tu sapevi già che era sera, perché ognuno aveva il suo modo di gucciare la falce e via avanti, tu ti accorgevi da formanda di che roba sai, non era bello, che roba sai smanchiante, vabbè, non torneranno più, voi sono invece spogliatore, la falciatrice, chi mi pensi un fatto, quando erano gli anziani, che erano un po' femmina, che si avevano sempre a mano, no? Siamo andati loro tocco, perché avevano la loro età, avevano 80 e passati, e si avevano, non so, io, 30 metri quadrati, e per loro era vonda, una giornata, perché se alo e metti lo denti, dici, porta dentro il fen in stalla, minimo per voltare 10, no? Se alo, spandilo e via, dopo vengono voltate la terza dito lo porta dentro e sale il team. O a volte senti la seconda, sale biel. E loro avevano il loro ritmo, no? Una di mio pare si è nato una falciatrice, una delle prime, no? Che in questa famiglia chi do praventa e comprare questa falciatrice e io ieri avevo 3 anni. E mi pensi una sera gli hai detto di che due vecchi, noi su sia io che tocco per non faccio fa di via. Invece tanti sono stati tanti disegni i voluto esagerare, noi invece a fuori, che loro volevano 3-4 10 per sé, io abbono in mano, sono arrivato su questi e comunque hanno buttato io tutti, io bene, e hanno detto, ma sì, adesso che fai come che noi siamo abituati, allora esci, io ti là, dai una mano, metti do, ma era bene. Dopo tu, il ripagamento era semplice, non di best, né di nu, però era veniva aiutati a comprare il purcetto, veniva, cioè era tutto nati... Era tutto un aiutarci insieme, no? Fare le robe insieme e condividi, probabilmente. Sì, era bene. E Daniele, voi è l'unico che vive qui a Ories. Boh, vivi, vieni a dormire, dici, perché io lavoro e via, non è che sto qui, io voi faccio l'artigiano e via, io lavori, sono sempre via, dici, no? Io deciso di venire a stare qui perché, vabbè, perché piuttosto che là pagare un affitto a Torre via avanti, sono arrivato qui che avevi il lietta qui in cucina, con chi sei venuto a stare qui, che non avevi fatto monuia, e piuttosto che là pagare un affitto via, gli hai detto a 30, avevi, non so, 35 anni, e gli hai detto, buon, tacchino a fare altro, mi piace anche a lavorare lenti e via, e gli hai detto, fa già, no? Perché resti anche. Ories voi, ciumutesel? In che senso? Rispetto a Ories di una volta, in là che ci chiatavi, la pipale da... cioè, Ories di 30 anni fa, Ories di voi, non c'entra nulla. Quando non era la strada Ories, voi qui, c'è stato nei villeggianti, che arriva su, che venga a Viodi, c'è Bialicacci, e ci fanno qualche domanda e via. Che qualche volta è intrigante ci disintiarni, no? Che sono un po'... Magari forse invadenza ogni tanto. No, ma non è l'invadenza, è l'intrigare tal tocchiato, tal senso che una volta a chi si veniva a lavorare, si veniva a Torre, c'è là il clap, c'è là la planella, c'è là... una volta che venivano i vecchi e noi, si veniva a SEA, si veniva a Sciludo Prava, che poi come... risorsa voi invece è diventata una roba un po' turistica che lui ci viene a dire c'è bel club, c'è bel così e via avanti, no? E quindi non so io ci vuol dire alle bielle c'è come che ma per fortuna dice che qualcuno scende da qua che spesso perché se no io sinceramente posso dire una roba sola alle 13 anni che vivo qui chi si è la scorsa, chi tende conto un po' tutto, che
io sono stato via l'anno passato un mese e mezzo in Spagna, che sono andato a fare un giro, e sono tornato e poi devo lasciare alla erba. Sì, e sono tornato, nessuno aveva fatto nulla, no? Cioè, senza mai, siamo tutti d'accordo, siamo tutti... Sì, io mi immagino, cioè, non voglio che immaginarmi se non fosse restato qui io per 12-13 anni a tenere un po' da conto. E se resiste di forestali, perché ormai anche se hai prati che sono restati qui ormai pochi, perché se me è grande qui, però anni fa, con che erano i vecchi e via, era se da Miesamonte, ti vedeva su i crezzi di qui, come non ti ho più nulla, l'uscierat. E appunto, come è andato su anche da SEA, a dite che più di quel tanto hanno interesse di stare ogni alster, di stare di teninette, via avanti, di curato. A tu vedi che il bosco viene sempre più in davanti, no? Se no, sono anche io, se alla scorta, di buono, viene sui sterpi di forestali, quindi anche questa grande pubblicità di ori, questa grande... Sì, non sai se sarà tanto... non è che voi vantarmi, noi, anzi, vorrei che ognuno dei proprietari, se via avanti, si unissero tutti a cercare di tenere da conto questo... sì, all'entia bielle, sì, io ormai andai tanta in che arriva, che dice biel, c'è io, chi è vivuto qui, no, io il biel, per esempio, di un che vende fuori, che sa me è una roba... io per me è una roba normale, no? Sì, io vivuto in piccolo sì, che non mi sono mai andato a qua, sì, mi sono andato a qua, però, che vuoi dire, io, che arrivo, Dio, poi per me è una roba, sì, non è cosa sta. Come il vivi qui, come la neve, come il... sì, è una roba normale. Aspetti positivi e negativi dal vivi qui ogni giorno. È chiaro che magari fin quando lei il tempo non dà fastidio, ma ipotesi quando Daniela quindi va e partire là a lavorare e quindi magari si richiate con la neve. No, va con la pala di davanti a porta da chiamare. Tu vas, tu alla pala e per fare il troi, perché come io ho comprato che stocca qui. E hai la stiala per la disora, no? Prima invece stavi di qua e avevi molto di qua, no? Quindi parlate a chiamare, quindi esci e fai il giro e la disora. Allora avevi la pala, gli davanti a porta, gli avevi un'ora e parlavi per venire a bere il caffè e dopo vabbè, levi a lavorare. A chi è arrivata all'Aga, la luce, L'Aga e la luce è arrivata dal 2009. Quindi dopo che tu eri già qui? Era già 3 anni che ero qui. E prima invece mi porta su l'Aga parlava i piazze e via e vi metto una pompa tra una cisterna, la cisterna che è dei Chiots, che una volta qui non è Aga qui, no? Allora chiappava l'Aga con le gornas, no? E venivano a fare la cisterna e gli avevano l'aga per la bevi a Svezia. Io avevo messo una pompa a immersione, avevo fatto il giro, avevo su col tubo e dal bagno per fare la doccia, per lavarsi la musa e via. Avevo fatto un po' spierdenti, avevi già l'aga, no? Però per mangiare e anche la pompa l'aveva elettrica, con un generatore, no? Allora mi porta su, quando ne aveva, col J, metti dentro la tanica da benzina e da laga, potabile, per fare la pasta, e portarla su. Vabbè. Ma ci sono mai queste scelte, cioè dal paese e venire su a Ories? Io i suoi esempi dicono, ieri anche a Cacciadoro una volta, stavi ad Avaro anche una volta con chi aveva la mia femmina che era maridata alla Iu, stavi alla Iu, però io venivo su sì, quindi con la che luna plena e venivo su, sì. Per me è un... Dicono che il cuore di Daniele è sempre stata qui probabilmente. Sì, bon, dopo mi sono fatto che non veniva nessuno a vedere la strada, io ho un trattore, mi sono fatto il mio vomero, la mia lama e via avanti, mi sono via la strada. Io ho letto che motoslitta, insomma, mi sono arrangiato. Organizzati, insomma. Dopo è venuto l'acquedotto e la luce e via, anche il comune. E dopo è entrato a mettere a posto i stalli e via.
e con l'acquedotto è tutto il comune al cerro di Tegni, dici dopo fa tutti i paesi e via, al ben suo da una nettata, ecco. Però chi vuol pick up, vuol miezzo un po' ginocchio. Certo. E ci mod vio del Daniele Ories domani. Qui hanno stato girati cines ultimamente e hanno fatto intonati, hanno che mezzo, che stante mezzo poesia sta. Sì, dei stali, non è vignato come E tutto. viot ora è in crescita e viot sì, bella roba. I suoi fiero non fiero, ma no, ho sbagliato il termine. Sono contento di questa valorizzazione del puesto, però c'è chi vuoi dire, si valorizza tanto il stale, il puesto, la placiuta che di fuori, le rose da me, poema che mezzo vuol bella rosa, e tutto quanto. Però sarebbe veramente da valorizzare il territorio, cioè tal senso, i miei riguardi sono che la monta era si da finta, a mia già monta, si odeva tutto. Voi a che ore, se le ristrette, cioè arrivano sui turisti belli, io sono stato a Torpa al Monte, sono stato in Spagna, sono stato a fare il cammino di Santiago, sono stato in America, io ho tutto murs fatti di club, io ho tutto roba a Torpa, bielas, forse c'è più bielas di questa. Però tenuto da conto il territorio, cioè le di ban pensare di valorizzare i murs e non mantenere il bosco, e anche chi sta in che venga a seare e via avanti. Quando non si seava, li leva con la falcia, con il spogliatoio, no, che volta non era il spogliatoio, con la falciatrice e via avanti, ma fin sotto il sterzo. Sì, non ci lasciava un filo. Non ci lasciava un filo. Voi ven su col trattore, montate sta cabina e fai il giro dei prati, in là che arriva, in là che è un po' di riva, e lasciano perdere, e stanno a 1 metro di un cespuglio, di un sterzo, di una pianta e via. Ma l'anno dopo, che i 2 metri, e sono 2, 4, 6, 2, cioè tu ti avvicini sempre di più, perché è una, cioè anche il comune, e anche che venga a SEA, cioè, prima di dire via i muri, mi tieni da conto il terreno, il puesto a tor, perché poi vengono sui sterzi, e vengono i sterzi dei testali, e dopo vabbè, si vuole la nota politica, però insomma sarà un discorso anche un po' privato, a chi non hanno privatizzato, nel senso non hanno imponuto di non poter fare nulla esternamente. È giustissimo, io sono d'accordissimo, però cavolo, tu mi dici, no, tu non ti puoi mettere fuori così, non ti puoi fare cullare, non ti puoi fare cullare via, tu ritieni l'ultimo calè. Ma dammi un contributo in parte. Io ho 13 anni, ho lavorato qui, io non ho avuto neanche €1, se cash con cash, non mi interessa di vedere nessuno. Però, le vai fazzi, no? esatto, chi è duce ci impone di fare quella, chi di fuori non ti può fare nulla, chi così, chi culla via, però nessuno ci aiuta a fare nulla, nessuno ci dice no, è tutto privato, perché non è, è tutto privato, cioè c'è il vecchiotto che la salute e via, e ci dice, tu tornami su che planeta è, io ma Dio è buono, e dice, ma sì. Tu diventa matto, oppure non tu puoi viaggiare su un balcone, non tu puoi fare che no. Sì, ma di cui è la roba, di cui è? È a me, è a te, di cui è? È a te, è a me, è te? Beh, dammi un contributo per chi ti viene in da tua banda, no? Invece qui non sai molto come è la storia. Qui io fa per me, ognuno fa per loro, e vabbè. Io però vorrei voglia di dato che si vede che cavolo, andare in ogni altra che dia, è un puesto rinomato che pensando con chi eri più che partivi da Troia si aveva la terra ferrica, no? Si molava il fen con i cidui, con le scarucolas, no? E avevi quindi scarucolas a famea, dici, no? Allora molavi io 15 ballots, i ballots dal fen, dopo scrivi là a recuperare da Troia. Io avevo i doni strade col J, sì, ci rompeva, scusate il termine, però 2 o 3 viaggi indietro, diceva, ma vaffanculo ora, sì, dal mio
Cioè, capisci? E vi di voi che sì, i vensu turisti e tutti quanti ne ci danno, ne ci vabbè. Vino de tutti non è mal da giuntà. Io gli ho detto che veda di, dopo il resto giuntai Però due. dai, gente che l'invita lei comunque No, venite a Ories e Iodi, no? E a assolutamente. respirare l'aria di Ories. Assolutamente, Orias, Magari in Ponte di Pisce, però. sì, un po' di peso, però Orias, come tutti poi si monta, secondo me. Una sei uscendenti al chi dà duce che coventa. Non è una Orias, poi si Orias, poi si qualsiasi puesto, in dove che è il to, è to. E in dove che la gente si richiata, è da perdut compagno. Non è che se non Orias, perché la non Orias, poi si Orias, poi si un puesto in Canada, là che tu vuoi. Però sono puesti che veramente basta io di murs, basta io di quiert, basta io di si scinda qua da in che lavorare, da in che metto la passione per fare le robe, i vecchi e tutto qua, che hanno creduto, che hanno squignuto credi. Non è nemmeno che avete creduto perché era una, non sai, una religione, cioè, e hanno squignuto credi perché coventava. Voi vi una roba fatta, costruita e tutto quanto, dai vecchi e da in che scugnente da con che specie. Dopo sa di venire turismo, sa non di venire, non interessa, però i parents che sono stati, ne sono parents perché abbiamo fatto loro. E sono parents come che so io, come le stagno pare, come le stagno barbe e via, che hanno acquisito la roba. Cioè, è arrivato io così, noi abbiamo messo su un clap, io anche news da con dopo, va bene, però che hanno scavato i prazzi chi per tirare fuori il clash e per farci che hanno fatto. Bisogna rispettare che non si può lasciare là la roba proprio malamente. Bisogna cercare ma non dicono di Orias, di tutto ciò che hanno fatto i vecchi, no? Io spero che cioè, dopo il resto, vabbè, a me mi interessa di venire a vivere qui, interessata, mi hai fatto che decisione, vabbè, ma con questo non vuol dire che a me piace questa roba qui, di tenere da conto che hanno fatto. E poi tenere da conto in Chiatruia, perché in Chiatruia la fanno para, fanno non, hanno fatto tutto. A me mi piace qui e cerco di tenere da conto qui. E dopo c'era, insomma, tenere da conto ce l'ho io, però il cuore lo hai qui. Questa è una roba a me personale, non è che ognuno a squiglia tiene da conto qui, però di pensare a ciò che non hanno lasciato, il tieni da conto e basta. Grazie a Daniele e ci vediamo la prossima. Mandi. Dein Fantasien Kösterwille, dein Fantasien Kösterwille, dein Fantasien Kösterwille, no savece farilo. Dein Fantasien Kösterwille, no savece farilo. Fare in fa una caretade, fare in fa una caretade, fare in fa una caretade, al menaio al martiar. Fare in fa una caretade, poi il menaio al martiar. Cinquantesim la dozena, cinquantesim la dozena, cinquantesim la dozena, fantacinta marida. Cinquantesim la dozena, fantacinta marida. Io sai è una villa, io sai è una villa, io sai è una
fantatis di questa vila, lis fantatis di questa vila, lis fantatis di questa vila, sans idiota un comò, lis fantatis di questa vila, sans idiota un comò. Nasannuja da merti denti, nasannuja da merti denti, nasannuja